Lei su Gheddafi, Berlato? Gheddafi è un interlocutore, sappiamo perfettamente che non è stato eletto democraticamente, sappiamo perfettamente quali sono state le sue attività, è l'interlocutore che ci permette di poter fare degli accordi, uno per impedire che ci sia questo continuo flusso migratorio dalle coste libiche all'Italia, intanto. L'accordo che è stato fatto ci ha permesso nell'ultimo mese ormai di non vedere più alcun barcone che arriva di disperati che arriva sulle nostre coste. Questo tipo di accordo ci consente anche di fare una serie di iniziative, accordi di natura economica per quanto riguarda la fornitura del gas, parliamoci in modo chiaro. Del resto voglio ricordare che Prodi ha fatto degli accordi molto più corposi con la Cina, che non è assolutamente un paese che garantisce i diritti dei cittadini, che non è un paese dove sono rispettati i diritti dei lavoratori e quant'altro, quindi ci sono alcune situazioni dove a ragion di Stato impongono una serie di accordi bilaterali per riuscire a portare dei benefici al nostro Paese. Questo non lo voglio condividere al 100%, prendiamo atto che questo tipo di accordo con Gheddafi ha portato per il momento a questo tipo di risultato positivo. Vedremo se la cosa può continuare, se la cosa continuerà nei suoi effetti positivi, allora il rapporto fino a che qual è il risultato positivo? Il risultato positivo, il primo, come abbiamo detto, è che siano fermati, io l'ho detto in modo molto chiaro. L'ho detto sempre, bisogna creare le condizioni non per gestire il fenomeno immigrazione quando arriva nel nostro Paese, bisogna gestirlo in modo tale che non partano questi disperati dai loro luoghi di origine. Domanda. Per il momento Berlato, domanda? Prego. Domanda. Stiamo parlando di un mese senza sbarchi? Questo è storicamente e statisticamente un dato che ci dà il senso di una avviata risoluzione del problema, o ci sono stati altri mesi della storia dove Voglio non sono ricordare stati che l'accordo con Gheddafi non ricomprende solo il blocco delle partenze delle coste libiche, cosa che è un riscontro oggettivo. Il riscontro oggettivo ce l'abbiamo. Adesso se saranno altri mesi, bene, perché l'accordo tra l'Italia e la Libia prevede questo, ma prevede anche accordi di natura economica. Voglio ricordare che ci sono diversi accordi di natura economica che prevedono che i nostri imprenditori vadano ad investire. Questa è un'altra cosa, ma fa parte dell'accordo. Ma se arrivano i barconi, allora vuol dire che Gheddafi non ha rispettato gli accordi? No, ce lo deve spiegare. C'è un tema piccolino, che durante i mesi estivi, siccome nelle coste si fa turismo, i barconi non arrivano mai. Allora, perché l'estate scorsa Balama, vuoi parlare tu? Vuoi parlare tu? Vuoi parlare tu? Ma vuoi parlare tu? Ma mi piacerebbe che tu dicessi cose corrette. Tu dicevi le tue cose che io non condivido. Ti ho interrotto. Dire cose non condivisibili è un conto, dire cose false è un altro. No, le cose facili, raccontate che tu. Dove sono gli affari che stiamo facendo con la Libia, ragazzi? Noi gli stiamo dando una paccata di milioni, come giustamente Bortolussi ricordava prima, in cambio di rallentare e fregando. Scusi, se non sbaglio sono 5 miliardi di euro, giusto? Io non lo so quanti. Io sto dicendo che stiamo dando una paccata di miliardi con i problemi che abbiamo a casa. Dopodiché, ti piace, non ti piace, lo si condivide o non si condivide, lo stiamo qui discutendo. Io sto dicendo le mie ragioni, per cortesia, tu non mi interrompi, poi mi dici che racconto le bugie, che non ti piace, che pensi un'altra cosa. Lo dici dopo, quando ho finito, e racconterai tutte quante le tue cose. Il tema vero è esattamente questo. Durante i mesi estivi lo sbarco dei clandestini è quasi totalmente eliminato. Quasi totalmente eliminato. Vuoi continuare? Ti replico, guarda, ti replico continuamente quando parlerai tu, non ti preoccupare, ti ricambio la cortesia, senza nessun problema. E contemporaneamente non abbiamo chiuso di una virgola quello che è il nostro problema sicurezza, al di là dei 30 grandi arrestati che stavano quando c'erano il governo di centrodestra e quando c'era il governo di centrosinistra, nel senso che la lotta a mafia è un'altra cosa che attiene al complessivo dello Stato e non a qualcuno o a qualcun altro. I ragionamenti sulle forze dell'ordine, vuoi che ti faccia l'esempio
Io l'anno scorso ho incontrato Maroni, appena diventato ministro, mi dice, l'ho incontrato in consiglio regionale e gli ho posto un tema, gli dico, guardi ministro, governi di centrodestra e governi di centrosinistra hanno sempre posto poca attenzione alla sicurezza delle spiagge. Mi auguro che lei voglia prendere nota, non dico questa stagione, visto che ormai siamo a ridosso e capisco lei non possa fare molto, ma che per la prossima, no, si possa avere un'adeguata presenza nelle località balneari delle forze dell'ordine. Siamo fortunati se arrivano un po' di persone alla fine di giugno, un po' di persone. Chi legge i giornali della nostra provincia e li apre, no, scopre che a Jesolo, nel cuore di Piazza Mazzini, siamo impossibilitati a mantenere un ordine pubblico perché le forze dell'ordine sono insufficienti. EJesolo è una città, è un paese, non faccio nessuna confusione, no, è una... Marchese, fa un po' di confusione. Città che diventa come Mestre Venezia, Marchese, e ha un commissariato di 50 Marchese, persone. non sommare le cose, fai un po' di confusione. Quelli che vedi tu... Neanche un po'. Neanche un po'. Neanche un po'. Guarda, puoi tramare finché vuoi, siccome mi hai interrotto 4 volte, ti ho detto che ti ricambio la cortesia e te la ricambio. Non ti preoccupare, io sono abituato a rispettare chi mi rispetta. Chi non mi rispetta non merita il mio rispetto. No, perché... io paro, dai. Caro Balo, neanch'io.